Buongiorno a tutti da Giovanni, benvenuti sul mio canale dall'Otto Idea. Oggi siamo il 7 di luglio di 2022. Sono di fronte, quello che state vedendo nel video, è una pianta di zucchina seppente, come qui la chiamiamo noi in Sicilia, o zucchina lagenaria, si può chiamare, o se no zucchina dei tenerumi. A Catania le chiamiamo tardi di cucuzza, poi le conoscono come tenerumi, no? Vabbè, ora vi voglio spiegare un pochettino, visto che c'ho un video della zucchina seppente che era seminata là. Ora vi faccio vedere, era seminata là 2 anni fa, perciò ho avuto diversi commenti quale germoglio raccogliere, come si raccolgono, insomma un pochettino di domande su questa pianta di zucchina seppente. Ora vi spiego un po' la situazione. Questa qua è una pianta di zucchina seppente o zucchina lunga o zucchina da pecolato, insomma come si vuol chiamare si chiama. È nata sola, forse quando ho pulito, che c'era qua la zucchina, e ho fatto anche il video, che vi metto il video poi in descrizione, e perciò sicuramente qualche seme si è sparso e poi è nato qua. Invece questa qua vi voglio fare vedere perché sono nati spontanei. Guardate, questo è un diciamo, chiamiamolo cespuglio, perché sono tante piante di melone. State vedendo, sono nati soli, praticamente una cosa sola, come potete vedere qua. È meglio quando una persona la va a seminare. Dice, perché dice questo? Perché ora ve lo faccio vedere. Questa è nata sola, perché io l'ho seminati forse verso la fine di aprile, li ho seminati. Questa è nata, diciamo, penso che è nata all'incirca tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. E ancora quella là che ho io, l'ho seminato, ancora è piccolino. Ora ve la faccio vedere. Guardate, questi sono i meloni, come vi ho detto poco fa. Insomma, vi sto facendo vedere un pochettino, diciamo, la verità delle piante. Guardate, questi sono nati soli, perché sicuramente quando uno ha mangiato il melone, ha buttato un pochettino di seme, può capitare. State vedendo, guardate, questo mi sembra che è il melone giallo, quello che è il giallo, il melone invernale. State vedendo, mi sembra, poi non lo so. State vedendo, vedete come sta crescendo, guardate che bellissimo. Soli, senza niente, sono nati soli, senza essere seminati. Come dicevo, questa qua è la zucchina che è nata sola. Ora vi faccio vedere, e poi torniamo di nuovo qua, vi faccio vedere quando ho seminato la zucchina come è cresciuta rispetto a questa qua. Andiamo a vedere. Allora, qui ora ci troviamo sempre della parte di qua dove c'è l'otto, che ci sono i pomodori. Questi li ho seminati, che erano la fine di aprile e l'inizio di maggio. Su per giù, quando è nata quella là, guardate che ancora come sta crescendo. Questi ce ne sono 4 e questi qua 2, guardate. Questi 2. Ora io vi spiego una cosa, ve la spiego qua, perché sennò poi di là la pianta già è cresciuta, non capite quasi niente. Allora, quando questa pianta, se uno la deve lasciare per fare i tenerumi, diciamo, i tarli di cucuzza, come le chiamiamo qui a Catania, questa pianta ora la dobbiamo fare crescere all'incirca quando sarà diciamo 50-60 cm di altezza. Viene scimata su giù a questa altezza qua. State vedendo qua che già c'è qua il germoglio, qua ci sono già i germogli ascellari che stanno crescendo, 1 e 1, 2, state vedendo? Questo è ascellare. Perciò questa pianta, quando sarà il momento, all'incirca 50-60 cm viene scimata, perché per favorire i germogli ascellari, quelli basali, che poi porteranno altri germogli che poi noi andremo a prendere come tenerumi, giusto? Se noi vogliamo una pianta solamente per i tenerumi, giusto? Però ora vi spiego poi quando andiamo di là, se noi vogliamo una pianta solamente per i tenerumi. Poi se noi vogliamo che cresce la pianta, come che fa zucchine, e ricaviamo anche i tenerumi, ora andiamo di là e vi spiego un pochettino la situazione. Allora, come vi ho fatto vedere poco fa, il traccio principale della pianta, che sarebbe questo qua. State vedendo quello che io vi ho fatto vedere, che è ancora piccolino, come è cresciuto. Guardate come è cresciuto fino a là.
State vedendo come si è allungato? Perché io visto che ho solamente questa pianta, è inutile che vado a prendere, diciamo, i germogli, i tennerumi per fare, perché sono pochi. Perciò l'ho fatta crescere sia per avere anche i tennerumi che posso prendere anche ora, e anche per le zucchine. E ho spiegato il motivo, perché se uno la deve coltivare solamente per tennerumi, come vi ho fatto vedere poco fa, la pianta appena arriva a 65 viene cimata, e poi la pianta favorisce, diciamo, i germogli ascellari e quelli basali, che poi noi andiamo a prendere quando saranno in questa, diciamo, questa misura qua. Vedendo come questa qua ascellare su per giù, 1, 2, 3, 4 foglie belli grandi. Questi sono i germogli, questi sono i tennerumi. Questo si può tagliare qua, si può tagliare anche qua, state vedendo? Qua, insomma qua, vicino al trancio, diciamo, principale. E altrettanto anche questo qua, e altrettanto anche questo si può tagliare vicino al traccio che c'è, questo qua, state vedendo? Questo qua vicino al traccio principale si può tagliare anche qua. State vedendo? Questa qua è la zucchina che sta facendo, state vedendo la zucchina? Questa è la zucchina, si può fare sia a minestra, che viene buonissima la pasta con la minestra, e sia per chi piace anche scaldata, insomma, si può fare in diversi modi. Questa è la zucchina. Ora, visto che questa pianta, come vi ho fatto vedere, questa pianta è nata sola, perciò io ho le zucchine che nascono nei rami ascellari, no quelle centrali nascono solamente i fiori nascono, i fiori maschili, guardate, vi spiego, i fiori maschili nascono solamente dove c'è il germoglio ascellare. State vedendo? Questo qua è un fiore maschile, questo è un fiore maschile, state vedendo? Che non è la zucchina, nasce qua, state vedendo? Qua, state vedendo? Nasce nel ramo principale, diciamo, nel traccio principale. Questo è sempre un germoglio che sta camminando. Ora, se noi vogliamo prendere questo germoglio che è tenero, per fare i tennerumi, lo andiamo a tagliare qua. Perché? Perché qua c'è un ramo già ascellare che porta una zucchina, state vedendo? E questa qua è qua, poi di qua butta sempre i rami, quelli ascellari come quelli là, e noi abbiamo sia i tennerumi e sia qualche zucchina. Ora c'è un'altra cosa, io ho spiegato, allora vi ho spiegato, se uno la deve seminare per i tennerumi, vi ho fatto vedere quella piantina, appena arriva a 60 cm, che sarebbe il trancio principale, che è questo qua, che io l'ho lasciato crescere, che è arrivato fino a qua. A 60 cm lo andiamo a tagliare, che poi la pianta, quella che avete visto poco fa, favorisce i getti sia ascellari e quelli basali, che poi noi li andiamo a prendere in quella misura a 50-60 cm a tagliare vicino al trancio principale per prendere i tennerumi. Ora, se noi vogliamo una pianta che cresce per le zucchine, la possiamo fare crescere così, che poi noi, quando sarà il momento che la pianta già è cresciuta come ora, noi possiamo ricavare, insomma, diverse piante. State vedendo già ci sono diverse tracce della zucchina, che sono i tennerumi, che sono senza zucchina. Ovviamente se c'è la zucchina, come qua in questo caso, come in questo traccio che c'è qua, state vedendo? In questo traccio che c'è una zucchina, non la prendiamo, perché sennò poi diciamo roviniamo la zucchina, no? Insomma, la possiamo prendere, perché non ci interessa, si può prendere, però se non lo prendiamo non avremo, diciamo, la zucchina. Andrò a prendere questo fiore maschile, questi fiori maschili, state vedendo questi fiori maschili, vi ho detto che nasce vicino al traccio principale. Nei tracci, diciamo, ascellari nascono solamente le zucchine, può nascere anche il fiore, giusto, però la maggior parte nascono le zucchine, come state vedendo. Guardate, ce n'è una qua e una qua, state vedendo? E poi ce n'è un'altra qua che sta crescendo, guardate, uno, zucchina e zucchina, le tracce ascellari, e i fiori nascono solamente qua, state vedendo? Uno qua, un altro qua, uno qua, state vedendo? Un altro qua, fiori maschili. Questo è il fiore maschile perché non c'è la zucchina. Ora vi faccio vedere come si fa anche a fare l'impollinazione, che ho avuto anche diversi commenti come impollinare. Allora,
Visto che questa pianta, diciamo questo fiore, non viene molto attirato dagli insetti impollinatrici, ora vi spiegherò come fecondare, diciamo, la zucchina. Questo è il momento migliore. Questa è una zucchina, questa è una zucchina, è una zucchina che ha la zucchina e il fiore, questo è quello maschile e questo è femminile, perché c'ha la zucchina. Nel resto anche, questo vale anche per le zucche, che le zucche hanno il fiore e quello là maschile zucchina non ce l'ha, c'ha solamente il fiore, invece quella femminile c'ha la zucchina con il fiore. Ora questa qua è pronta per ricevere il polline, state vedendo che è aperto, quando è aperto è un momento migliore per andare a impollinare. Visto che non lo so se è stato impollinato, ora vi spiego come vado a impollinare, come faccio io la maggior parte, quasi tutte le mattine. Ora la prima cosa da fare, un attimino, c'ho solamente una mano, sto girando il video. Allora dobbiamo andare a togliere, diciamo, tutto il fiore che c'è attorno dove c'è il polline. State vedendo questo qua, così prendiamo questo qua e lo andiamo così a impollinare, così state vedendo, così. Visto che questa pianta ha poco, come dicevo, ha poco odore, diciamo, per attirare insetti impollinatrici, noi lo andiamo a fare così, state vedendo, andiamo a impollinare così, a passare il polline. Lo potete fare anche con un pennello piccolino morbido, così, e questo qua casomai lo potete lasciare anche qua, che poi se ci sarà anche può darsi qualche insetto entra, vabbè, questo lo lasciamo così, chiudiamo il fiore e già è sicuro che la zucchina è stata fecondata, perché se non è fecondata, guardate come che fine fa. State vedendo, questa è una zucchina, cioè questa è una zucchina, state vedendo che non è stata impollinata, state vedendo che era qua, e di qua ce n'era un'altra, state vedendo, questa è una zucchina che non è stata impollinata. Se non viene impollinata la zucchina non va avanti perché non è stata impollinata, e lo stesso anche per le zucche, questo vale. Visto che questo qua io l'ho impollinata, vedete come sta crescendo. Ora questa qua che è stata io impollinata, come ho messo il fiore maschile, ora questo è quando sarà il momento che il fiore femminile diciamo è pronto, già c'è il polline del fiore maschile là e viene fecondata, state vedendo? Allora vi ho spiegato un pochettino tutto, penso. Ora questa qua io non la vado a prendere per i tenerumi perché è poco, neanche a prenderla, la sto facendo per le zucchine, però ovviamente quando sarà poi il momento che crescono quelle là che vi ho fatto vedere, se c'è qualche germoglio tenero lo vado a prendere così subito giù con questo qua, state vedendo? Lo andiamo a tagliare quasi a traccio principale, diciamo qua, anche qua, e abbiamo questi qua. Questi sono le foglie, i germogli teneri, che facciamo poi la pasta, quei taddi di cucuzza, come le chiamiamo qui a Catania, taddi di cucuzza, o tenerumi, come le chiamano nel resto diciamo nel resto dell'Italia, tenerumi. Noi qui le chiamiamo taddi di cucuzza a Catania. Poi diciamo, insomma, ognuno poi le può chiamare come vuole, in base alla regione di dove le può chiamare come vuole. Va bene, allora le zucchine stanno crescendo, guardate questa qua che sta crescendo, è bellissima, state vedendo? Ovviamente questa è una zucchina che si può fare anche a pegolato, se nasce così per terra strisciata ovviamente poi si cupa e nasce più cotta, però se noi le mettiamo fare crescere di un pegolato, diciamo, per la zucchina ce l'abbiamo bella lunga. Per questo motivo a volte vedete le zucchine lunghe, invece se non la lasciamo crescere così e poi insomma si gira, insomma prende la sua forma reale, invece essendo che è appesa la zucchina deve cadere sempre come per lungo, no? Non si può girare, diciamo, in aria, invece per terra può girare come vuole. Va bene, allora detto questo vi ho spiegato un pochettino tutto di questa pianta, vi ho spiegato come fare i tenerumi.
Se non vi interessa i tenerumi potete fare misti, sia ovviamente bisogna avere diverse piante per raccogliere i tenerumi e sia anche per le zucchine. Allora io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho detto come si può fecondare, diciamo, perché questa pianta ha pochi impollinatori, diciamo, perciò per essere sicuri noi la mattina quando il fiore è aperto lo impolliniamo, no quando è chiuso non lo impollinate perché è troppo tardi, perché c'è un momento preciso, diciamo, che il fiore è pronto per ricevere il polline, perché poi si chiude. Quando si chiude significa che non c'è più niente da fare. La maggior parte è di mattina presto, perciò le api lo impollinano e poi la zucchina viene fecondata. O se no, come faccio io ogni mattina, prendo il fiore maschile quando il fiore è aperto, lo inserisco lì, chiudo il fiore come avete visto poco fa e già è sicuro quando il fiore, diciamo, è pronto, già c'è il polline di dentro per ricevere la fecondazione. Va bene, detto questo non voglio più allungare più il video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete se vi va, ne so, se volete commentare, penso che vi ho detto tutto. Se volete commentare qualcosa che non avete capito mi fa tanto piacere. Se voi volete iscrivervi sul mio canale, iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni da Lotte Idea. Ci vediamo al prossimo video, ciao.